Bella a tutti ragazzi, belli di un nuovo video. Faccio mercato, Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di calciomercato. Che oggi ci sta una notizia. Mamma mia, oggi una notizia speciale. Speciale. C'è una notizia molto speciale per i tifosi dell'Atalanta, che la lasceremo per ultimo. Allora, partiamo subito dalla prima notizia, cioè una riguardante la Lazio, una delle squadre italiane più attive su questo calciomercato. Sì, soprattutto per le cessioni, ma anche riguardante gli acquisti, ma soprattutto per le cessioni, perché Boulaye Dia, spero che si pronunci così, attuale attaccante della Lazio, non rientra più nei piani di Maurizio Sarri, e quindi la Lazio potrebbe decidere di cederlo. La Lazio che sta facendo tante cessioni e penso che farà anche 2 o 3 innesti importanti. Poi il Brentford è su cancellieri della Lazio. Poi il Galatasaray è su Cop Meiners, centrocampista della Lazio, ex Atalanta, è stato preso dall'Atalanta nell'estate 2024, però sta facendo male in Italia e quindi tra virgolette ha chiesto la cessione, e un club interessato al centrocampista è il Galatasaray. Il Levante, cioè scusate, no il Levante, il Genoa sta pensando, dopo che il trasferimento sfumato di Benteux della Nasr, sta pensando a un centrocampista. Perché? Perché il Genoa sta valutando il centrocampista del Levante, Kervin Arrioga, spero che si pronunci così, però è solo un sondaggio che stanno facendo. Nelle prossime ore, nei prossimi video di calciomercato, arriveranno aggiornamenti. Poi la Cremonese è su un calciatore della Fiorentina. Cioè, qual è questo calciatore della Fiorentina? Il calciatore di cui io vi parlo è Som della Fiorentina che vuole liberarsi di alcuni giocatori, uno tra questi è appunto Som, Cremonese che è molto ma molto attiva insieme alla Lazio, e poi uno dei giocatori che vuole è appunto Som. Poi Mikel Orvik, non mi ricordo come si pronuncia. Orvik è il nuovo giocatore il nuovo allenatore dello United. Scusate, oggi mi metto un attimo sta hotel, fanno freddo ai pazzi. Oggi c'è stamattina quando ho registrato il video per il primo episodio del calciomercato, mamma mia, oggi si congelava, si congelava, mamma mia, facevano 2 gradi, ora faranno tipo 6-7 qua a Napoli, cioè una cosa incredibile. Ma vabbè, il nuovo allenatore dello United che ha accettato tutte le proposte di stipendio, tutte le cose del Manchester United che gli ha proposto. Penultima notizia prima di passare a quella dell'Atalanta. Allora, abbiamo un'ufficialità. Rabbi Vaz to Roma. Here we go! Un nuovo giocatore della Roma, per il nuovo attaccante della Roma, per 25 milioni. La Roma l'ha pagato 25 milioni più bonus al Marsiglia, perché giocava al Marsiglia. Passiamo alla notizia dell'Atalanta, perché Raspadori
In serata, cioè l'Atalanta, mi sono spoilerato tutto, mannaggia. L'Atalanta ha messo nella nottata di ieri, ha messo gli occhi su Raspadori ed è un nuovo giocatore della Roma, cioè no scusate dell'Atalanta, superando ogni aspettativa, perché l'Atalanta non si è proprio messa in questo calciomercato in trattative né con l'Atletico Madrid né con il giocatore, si era messa in estate col Napoli, però poi l'ha spuntata all'Atletico e l'Atalanta l'ha presa per 23 milioni più 2 o 3 massimo 5, ma non mi ricordo, milioni di euro il più bonus, quindi una cifra intorno ai 25, 26, 27 milioni di euro totali con bonus compresi. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù!